stagione a Pompei. Mentre prende corpo il progetto del Super Nest nello spazio di San Giovanni a Teduccio, si va in scena con Corrispondenze impossibili. Anna Teresa Damiano. Non più un sogno ma un progetto concreto. L'ex supercinema di San Giovanni a Teduccio, chiuso dal 1982, ora è affidato con un bando al Teatro Nest. Il Super Nest avrà 3 sale, spazio di comunità proprio come quello nato nel 2014 in una palestra dismessa. La parte finanziaria impegnativa sarà presto oggetto di un altro bando, ma c'è anche sostegno di artisti, imprenditori, commercianti ed è partito il crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. La strada è lunga, ma noi siamo, come dire, siamo un po' dei guerrieri insieme ad un gruppo di ragazzi, anche che ormai adesso ne sono 160. Abbiamo tanti attori in campo e non sono solo attori da un punto di vista artistico. Intanto si va in scena con Corrispondenze impossibili, 2 repliche, la prima a cura dell'Associazione Callisto nell'ambito del progetto Resta del Comune di Napoli. Qui tutto è possibile, quindi era un po' di tempo che ci interrogavamo su come non impariamo mai dagli errori passati. No, signor Adolf, la fermo subito, ci deve essere un equivoco, sono Gabriella. L'operatrice di un call center tormenta Hitler, Gesù striglia il Papa tentato dalle dimissioni, Andy Warhol è folgorato dalla TikToker super trash, Giulio Cesare contratta presenze in video con Bruno Vespa, con i surreali testi di Valerio Vestoso e l'accompagnamento musicale di Emanuele Amendola, sul palco Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo, ironici, autoironici, talentuosi, ma l'ultima lettera la scrive ai potenti del mondo e a tutti noi Alan Kurdi, il piccolo migrante di 3 anni trovato 10 anni fa senza vita sulla spiaggia di Bodrum in Turchia. Il calcio, ripresa degli allenamenti per il Napoli, atteso domenica.